Buona domenica, ben ritrovati. Domenica 11 aprile, saremo insieme fino alle 13:30 con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est, le notizie dal Trevigiano ma anche da tutto il Veneto, vari collegamenti. Tra pochissimo avremo con noi in diretta anche il generale Giancarlo Iannicelli per darvi un po' gli aggiornamenti sul maltempo che purtroppo saprete ci accompagnerà almeno fino alla giornata di mercoledì. Tra pochissimo in collegamento chiedo alla regia di farmi capire quando arriva il sindaco di Treviso Mario Conte, nonché presidente di ANCI Veneto. Io vi ricordo che oggi è la giornata nazionale della donazione degli organi, dei tessuti, donazione e trapianto. Stiamo parlando di una giornata importantissima. Pensate che in tutta Italia sono ancora 8.500 le persone che sono in attesa di ricevere un organo, e in tutta l'ULSS 2 Marca Trevigiana in quest'anno ci sono state 30 persone che hanno donato tessuti, 40 che hanno donato gli organi. Quindi insomma, in un momento così difficile come questo, a un anno dall'inizio della pandemia, vogliamo anche ricordare questo grande gesto di solidarietà che può salvare una vita umana. Quindi anche noi oggi vogliamo dare risalto a questa giornata importante. Saluto e ringrazio il sindaco di Treviso Mario Conte, lo vedo collegato. Sindaco, buongiorno. Buongiorno e grazie per questo invito. Allora, so che lei ha un altro collegamento con un'altra televisione nazionale, quindi la teniamo poco, ma vogliamo partire subito da un punto, quello che sarebbe il caso scoppiato da poche ore legato alla Fondazione Mazzotti. Abbiamo salutato il nuovo CDA soltanto alcuni giorni fa, ricordiamo la Fondazione Mazzotti nata nell'86 per valorizzare lo straordinario patrimonio culturale di Mazzotti. Quindi per questa fondazione insomma c'è coinvolto il Comune di Treviso, la Camera di Commercio, la provincia di Treviso e ovviamente gli eredi di Mazzotti. La notizia con cui la città si è svegliata oggi è che ci sarebbero delle inesattezze o quantomeno delle falsità, questa è l'ipotesi, nel curriculum del presidente eletto del CDA. Vogliamo chiarire questa, insomma, intanto lei che cosa sa e come si muoverà? Sì, intanto ci tengo a precisare che nella nuova Fondazione Mazzotti, quella che di fatto il Comune di Treviso ha da pochi mesi salvato, non c'è più la Camera di Commercio, non c'è più la provincia, c'è soltanto il Comune di Treviso con una rappresentanza della famiglia attraverso la figlia di Beppi Mazzotti. Dopodiché parlare di caso francamente mi sembra un po' esagerato. Adesso sono emersi dei dubbi su alcuni titoli legati al curriculum presentato dal presidente Bertorelli. Con grande serenità faremo le verifiche del caso, mi confronterò con Claudio Bertorelli e dopodiché faremo le valutazioni più corrette nei confronti della Fondazione Mazzotti, di Beppi Mazzotti, del Comune di Treviso. Però voglio dire, verificheremo se quanto dichiarato nel curriculum, che è stato tra i curriculum più importanti presentati tanto da individuarlo come potenziale presidente, se quanto dichiarato corrisponde totalmente alla verità o se c'è qualcosa di impreciso. Approfondiremo, però voglio dire, non lo considero un caso così scandaloso. Ci sono delle verifiche da fare, le faremo con grande serenità. Mi riservo del tempo per capire cos'è successo e qual è la posizione del presidente Bertorelli. Poi, ripeto, faremo le scelte più corrette per la Fondazione Mazzotti, l'amministrazione comunale e anche il Bertorelli stesso. Cosa vi siete detti? No, ci siamo sentiti in questi giorni. Da parte sua c'è un po' di stupore per questo cancan mediatico che si è scatenato attorno al suo nome, però è fondamentale incontrarsi nelle prossime ore per chiarire e andare ad approfondire quelli che sono i dubbi emersi. Se poi questi dubbi verranno chiariti attraverso della documentazione, il problema è risolto. Se invece resteranno dei dubbi, faremo delle scelte anche diverse, voglio dire. Quindi massima tranquillità. Ora apriamo al confronto e dopodiché, una volta capito in modo preciso com'è la situazione, prenderemo le decisioni che riteniamo più corrette. Quindi lei dice che si può anche arrivare a destituire un presidente di CDA? Cioè questa potrebbe essere la decisione ultima qualora non si verificassero infondate, non so, ad esempio l'ipotesi che non ci sia una laurea? Ma è fondamentale che il nuovo ciclo della Fondazione Mazzotti parta all'insegna della trasparenza e della correttezza.
Quindi se dovessero esserci delle dichiarazioni che non corrispondono alla realtà, di sicuro questo è un elemento che mi può portare a decidere anche di chiedere al Presidente un passo indietro. Però voglio dire, ogni riflessione me la riservo dopo essermi confrontato con Bertorelli e dopo aver analizzato in modo puntuale quelli che sono i riferimenti del curriculum e la documentazione presentata. Ma ricordiamo ai telespettatori qual è il nuovo corso della Fondazione Mazzotti, cioè qual è il lavoro che ha chiamato a portare a termine per la città la Fondazione Mazzotti? Ma ispirandosi ovviamente alla straordinaria figura di Beppi Mazzotti, che era un appassionato di montagna, paesaggista, che aveva delle intuizioni davvero straordinarie da un punto di vista culturale, turistico, una visione di territorio, di paesaggio che era davvero avveniristica. Questa nuova fondazione diventerà di fatto, indipendentemente da questo piccolo inghippo legato al curriculum del Presidente che risolveremo nel giro di poche ore, però questa fondazione diventerà fondamentalmente il braccio operativo su temi culturali e turistici dell'amministrazione comunale, dialogando con le realtà del territorio, aiutando appunto a mettere in rete quelle che sono le potenzialità non solo della città di Treviso, ma di un territorio più vasto che deve dialogare, deve fare sinergia, perché le potenzialità che ci sono da un punto di vista culturale e turistico sono davvero enormi. Cioè, tutti noi conosciamo le bellezze del nostro territorio, tutti noi conosciamo le potenzialità della nostra città, e uno dei valori della nostra città sta proprio nel territorio che la circonda, un territorio molto più esteso che va dalle colline del Prosecco ai borghi, a tutte le altre realtà storico-culturali che circondano la città capoluogo. Quindi insomma, al di là di questo piccolo inciampo legato al curriculum, tutto da verificare, comunque il corso della nuova Fondazione Mazzotti sarà un corso pieno di vita e proiettato al futuro, che farà crescere la città di Treviso attraverso la cultura e il turismo. Allora, domani avete già convocato un incontro, possiamo pensare che nelle 24 ore la questione sarà risolta? Ma sì, adesso ripeto, oggi è domenica, ci siamo sentiti con Bertorelli, domani mi farà avere tutta la documentazione per chiarire quelli che sono i lati un po' dubbi di questo curriculum, dopodiché penso già nella giornata di domani, o comunque mi riserverò qualche giorno per poi prendere la decisione più corretta. Senta, Sindaco, oggi è una giornata importante anche per la città di Treviso, il trend è positivo, i contagi sono in calo, lei tra l'altro ha firmato questa ordinanza che di fatto permette a estetisti, parrucchieri, insomma tutti coloro che sono stati molto penalizzati dalla zona rossa di lavorare. No, in realtà io tutto quello che posso fare per cercare di agevolare le categorie penalizzate lo posso fare. Dico questo perché in queste ore si è scatenato un po' di discussione nei social network, dove i ristoratori chiedono ma perché i parrucchieri sì e i ristoratori no, perché il mercato sì e i locali no. Cioè, in realtà le facoltà e le possibilità da parte di un sindaco sono davvero limitate. Avevamo la possibilità di estendere la fascia lavorativa per centri estetici e parrucchieri, e lo abbiamo fatto, così come abbiamo cercato di mettere in campo tutte quelle agevolazioni per il mondo della ristorazione, del turismo, ma mi vengono in mente le piscine, mi vengono in mente le palestre, mi viene in mente il mondo della cultura. Cioè, qui abbiamo bisogno davvero tutti d'aiuto, quindi l'appello che faccio ai cittadini è non star lì a guardare perché oggi aiutiamo i parrucchieri, non aiutiamo i ristoranti, perché aiutiamo i mercati, non aiutiamo le palestre. La volontà dei sindaci è quella di aiutare ogni singolo componente della nostra comunità, ma lo facciamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Io oggi non ho facoltà e potere di poter aprire i ristoranti, questo deve essere chiaro. Io non ho potere e non ho alcuno strumento normativo per riaprire una palestra, per esempio. Però devo dire che se diamo una chiave di lettura ai dati che ci arrivano appunto dall'azienda sanitaria, quindi il numero di contagi, il numero di ricoveri, il numero di terapie intensive che è in continuo calo, devo dire che possiamo guardare al futuro con un po' di più ottimismo e cominciare a sperare ad una zona gialla che vedrebbe quindi ulteriori riaperture da parte delle attività commerciali, e questo ulteriore passo verso quella zona bianca che significa normalità.
tornare a come ci eravamo lasciati. E che significherebbe anche tornare a ripensare ad una Treviso turistica, no? È stata una meta turistica per tantissimi anni, complice anche le varie mostre che sono state allestite a Casa dei Carraresi, ma poi insomma il patrimonio culturale e artistico della città. Cosa ne pensa di questo passaporto, questa assicurazione anti-Covid, le varie proposte, no, che stanno girando anche a livello nazionale per tornare ad attrarre turisti nel territorio? A che cosa si potrebbe prestare la città? Ma io credo che tutto quello che possiamo fare e dobbiamo fare per accelerare questo processo di ripartenza noi lo faremo. Se il passaporto sanitario può essere uno stimolo per far ritornare più velocemente possibile i turisti, credo che non dobbiamo pensarci un secondo. Giusto la settimana scorsa una rivista tedesca ha dedicato 2 pagine speciali per la città di Treviso, e l'anno scorso 13 riviste internazionali, tra cui il New York Times e Le Monde, parlavano di Treviso, cioè proprio per esaltare quelle che sono le bellezze, le ricchezze, le caratteristiche e l'accoglienza di una città come la nostra, che è pronta a ripartire non appena dal governo pigeranno il pulsante start, perché abbiamo investito tanto in quest'anno di pandemia per farci trovare pronti. Avevo chiesto un grande sacrificio alla mia squadra di vedere un anno di stop come un anno di cantiere, cioè abbiamo gettato le basi per quello che sarà un futuro garantito turistico, culturale, economico della nostra città, contribuendo anche a far sottoscrivere al gruppo Save, che ringrazio nella figura del presidente Marchi, quell'importantissimo accordo con Ryanair, dove vede Treviso base Ryanair, hub Ryanair, con un incremento delle rotte, con altre 18 rotte, praticamente collegandoci con 20 paesi europei, con 48 rotte internazionali. Quindi insomma diciamo che ci basta semplicemente continuare a vedere calare l'indice di contagio del virus, perché poi noi siamo pronti a ripartire. Sono convinto che Treviso sarà tra le città italiane che per prima ripartirà. Senta, so che lei non è, e dopo davvero questa è l'ultima domanda che le faccio, so che lei non dà mai addito alle polemiche. Come presidente ANCI, come valuta la roadmap del governo per quanto riguarda le prossime aperture? Perché nonostante insomma i dati siano buoni in Veneto, ma insomma anche in altre regioni, pare che le aperture arriveranno soltanto a fine aprile. Questo insomma secondo le ultime notizie che abbiamo. Come valuta il modo di agire del governo? Ma diciamo che oggi la parola prudenza la fa da padrone, ma posso anche capire le scelte del governo che vogliono evitare questo fenomeno ondulatorio che ci vede aprire, chiudere, aprire, chiudere, aprire, chiudere. Probabilmente nell'ottica del governo c'è la volontà di dare un colpo finale al contagio per poi affrontare serenamente una ripartenza senza mai più pensare di tornare indietro. Noi diciamo anche però che visto che ormai questa situazione si protrae da 13 mesi e la condizione soprattutto degli imprenditori, delle partite IVA, dei piccoli imprenditori sta diventando davvero molto complicata, perché ormai non ce la fanno davvero più, noi chiediamo che laddove ci siano le condizioni sanitarie per poter comunque fare dei passi in avanti verso la riapertura, non si aspetti un giorno in più, perché lo dobbiamo davvero ai tanti imprenditori che hanno sempre molto rispettosamente seguito le indicazioni, quindi rinunciando al proprio lavoro, rinunciando ai propri guadagni, molte volte rimettendoci, però siamo arrivati ad un punto dove davvero non possiamo più chiedere altri sacrifici. E quindi capisco la visione del governo che punta alla prudenza per evitare che ci siano ulteriori ondate, la quarta o quinta ondata, però oggi noi dobbiamo pensare anche che una volta messa in sicurezza la nostra comunità dobbiamo obbligatoriamente cominciare a riaprire laddove ci siano le condizioni di sicurezza per poterlo fare. Parcheggio interrato al pattinodromo, qualche polemica per quanto riguarda la possibile rimozione dei bastioni? Ci aggiorna? Ho letto di questa polemica e francamente mi stupisco un po', leggo anche delle sigle che magari erano politicamente molto più vicine proprio a quell'amministrazione che ha approvato il progetto del parcheggio interrato, e quindi era proprio in quella fase
che queste associazioni, in primis Italia Nostra, che era molto vicina alla precedente amministrazione, doveva far emergere le criticità e battersi perché questo parcheggio non venisse realizzato. Oggi siamo in una fase troppo avanzata, l'unico modo che hanno queste associazioni per impedire la realizzazione di quel parcheggio è farsi carico delle penali contrattuali. Se loro vogliono e si prendono formalmente questo impegno di farsi carico dei milioni di euro di penale che l'amministrazione comunale dovrebbe versare in caso di scioglimento del contratto, io sono pronto a sedermi intorno a un tavolo con loro, ma si devono assumere l'onere di pagare questa penale, perché non è giusto che i cittadini trevigiani si facciano carico di una penale semplicemente perché c'è la volontà di qualche associazione di impedire la realizzazione di quel parcheggio che, ci tengo a sottolineare, non nasce per volontà di questa amministrazione, ma è stato definito, progettato e concordato dall'amministrazione che mi ha preceduto. Non mi piace scaricare le responsabilità su chi c'era prima di me, però francamente nel caso del parcheggio del pattinodromo io non ho che ereditato un processo già avviato con dei contratti già sottoscritti. Grazie. Quindi se queste associazioni vogliono si fanno carico delle penali e io sono pronto ad aprire un dialogo. So che lei deve scappare. Grazie Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto. Grazie, buona giornata e buona domenica. Grazie a voi, arrivederci e sempre grazie per il grande lavoro che fate di informazione anche la domenica. Siamo qua, grazie. Grazie ancora. Grazie. E allora proprio per il lavoro di informazione che siamo chiamati a fare, noi ora ci colleghiamo subito col generale Giancarlo Iannicelli. Buongiorno generale, perché dobbiamo fare un po' il punto sul maltempo che sta sferzando nella Marca, ma non solo, e anche capire insomma che cosa ci attenderà, perché pare che questo sia soltanto l'inizio. Buongiorno generale. Buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare? Intanto sì, come era previsto, una serie di sistemi perturbati stanno scorrendo, il primo di una serie, di una famiglia di sistemi perturbati scorre su di noi. Ricordo però per completezza di informazione che noi da gennaio abbiamo avuto una mancanza di precipitazioni molto forte, circa il 70% di meno di pioggia, e io ricordo solo che in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane il livello del Po è un livello che normalmente si ha in agosto, quindi c'era un po' di sofferenza. Naturalmente in inverno l'agricoltura sente meno questo bisogno, ora invece la pioggia, come dire, è preziosa. Quindi ben venga questa pioggia. Tante volte il bel tempo stranamente è legato invece alla pioggia. Dicevamo il sistema della pioggia è iniziato discretamente da questa notte, come avevamo annunciato sono continue ma non intense, nel senso sono le migliori piogge perché anche per quanto riguarda permettono lo smaltimento sul suolo, ma soprattutto nutrono il suolo, no? Pian pianino vanno in profondità e quindi fanno il loro effetto. Ha ragione. Questa è stata discreta, questa prima ondata, diciamo, dovuta a un sistema perturbato. Il grosso arriverà domani, le prossime ore, diciamo, quindi le piogge saranno molto più abbondanti, molto più continue, un po' più intense e ci porteranno una quantità di pioggia piuttosto alta. Due parole tecniche, questo è dovuto proprio all'allontanamento dell'anticiclone che permette questa discesa di aria instabile. In seno a questa aria instabile si formano i sistemi perturbati. Quindi 2 o 3 giorni, quindi lunedì, martedì, già da mercoledì avremo un miglioramento, l'alta pressione si riespande su di noi e quindi il miglioramento sarà graduale ma deciso. Quindi tutto sommato 3 giorni di pioggia, ripeto, preziosa. Senta, e qualche nevicata, ecco, dimenticavo, ecco, da domani anche a 1.300, 1.400, 1.500 metri avremo delle precipitazioni nevose ma anche molto abbondanti. Senta generale, c'è qualche zona particolare della Marca trevigiana, ad esempio tutta la zona della fascia pedemontana, insomma, in cui si deve prestare particolare attenzione? Ci sono dei livelli di criticità che potrebbero essere diciamo chiamati anche dalla Protezione Civile nei prossimi giorni? Sì, intanto per dare una fotografia sta piovendo su tutto il nord, diciamo si salva in questo momento solo il Piemonte, ma poi dalla Liguria
Liguria, la Lombardia, l'Alto Adige, il Trentino, Alto Adige, l'Emilia Romagna, sta piovendo dappertutto, ripeto, in modo diffuso, continuo ma non intenso. Domani invece le piogge saranno più intense, quindi si prevede una quantità di pioggia abbastanza alta, un po' dappertutto, e in questo caso non è una questione di pedemontana, anche se poi sulle zone pedemontane vivono anche l'instabilità delle montagne, quindi potrebbero essere più abbondanti, però per domani, diciamo per le prossime 24 ore, le piogge saranno abbondanti, però non è, ripeto, quella pioggia magari la quantità che si accumula in addirittura pochi minuti, poche ore, è una pioggia che crescerà gradualmente, quindi alla fine, come dire, della giornata, andando a misurare, vedremo che la pioggia è stata abbondante, ma è stata graduale, quindi bisogna stare attenti, ma non mi sembra. La zona pedemontana invece, mi lasci dire, ha pagato in questa prima decade di aprile di qualche gelata, qualche sotto zero. Ci sta tutto, perché nella prima decade di aprile normalmente possiamo avere dei sotto zero. Diciamo è stata cosa breve, proprio qualche decimo sotto lo zero da noi, un po' più in pedemontana, ecco, qualche grado, un paio di gradi sotto lo zero, questo ha creato qualche problema. Grazie. Ora, generale. non dovrebbe verificarsi più, ecco, il sotto zero per adesso non si verifica, spero, e secondo quello che sono le previsioni, anche per i prossime settimane, per quest'inverno, per questa stagione non se ne parla più. Grazie generale. Allora lei ci sta raccontando che in qualche modo l'inverno ci ha lasciato, buone notizie allora anche per l'agricoltura. In questi giorni vi abbiamo parlato che insomma queste gelate hanno messo in difficoltà il lavoro sui campi e la crescita appunto delle colture. Allora possiamo riassumere dicendo che è una pioggia di cui di fatto il nostro territorio ha bisogno, ma che non ci deve allarmare. Grazie per essere stato con noi, buona domenica. Ottima sintesi, buon lavoro e grazie ancora, come già ha detto il sindaco, veramente per la vera televisione di servizio che continuate a fare a favore di tutti i nostri cittadini. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a lei, generale Giancarlo Iannicelli. Allora noi adesso apriamo un'ampia pagina dedicata al lavoro. È davvero di pochi minuti fa il comunicato stampa diffuso dalla CGIA di Mestre, che dà dei dati piuttosto preoccupanti. Causa Covid, quasi un'impresa veneta su 2 è a rischio. Quali sono le risposte che arrivano dal governo? Ne parliamo tra pochissimo insieme all'Appe di Padova, all'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato, poi si collegherà anche Elena Ostanel, consigliere regionale del Veneto che vogliamo. Prima però vi facciamo vedere un servizio raccolto dalla redazione di Padova alcuni giorni fa, che in qualche modo un po' riassume la situazione, perché commercianti, confesercenti, tante categorie sono andate al Tribunale di Padova per manifestare tutto il loro disagio e chiarire che se le cose non dovessero cambiare, se non vi dovessero essere date certe per la riapertura, molte di queste imprese porteranno i libri in tribunale, ovviamente i libri di fallimento. Allora intanto vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Sarebbero 300, secondo l'Ascom, le attività commerciali che a breve entreranno in tribunale con i libri contabili per decretare il loro fallimento. Una cinquantina di commercianti di tutta la provincia hanno manifestato davanti al Palazzo di Giustizia di Via Tommaseo in rappresentanza di 80 tipologie di negozi, tutte in sofferenza, tutte che tenacemente non vogliono fallire. Le gioiellerie di città sicuramente hanno perso tra un 30 e un 50%. Noi nella zona turistica ad Abano Terme siamo anche oltre il 50% di perdita. I commercianti chiedono regole uguali per tutti per lavorare e accogliere i clienti in sicurezza. Poi però succede che nello stesso settore, come quello degli ambulanti, c'è chi da martedì ha ripreso a lavorare e chi è fermo dal febbraio 2020. I fieristi sono chiusi da marzo dell'anno scorso e non c'è nessuna intenzione di riaprirli. Fieristi, sono quelli che fanno sagre, quelli che fanno assolutamente quelle di paese, feste di paese, queste cose qua. Questi non hanno la possibilità di aprire e non ne hanno neanche la prospettiva di quando aprire. I costi sono rimasti gli stessi, i ricavi sono crollati. In 14 mesi, dicono, si sono dimenticati di noi. Non ci si sposa più perché non abbiamo certezza, non abbiamo i tempi, quali sono? Noi dovremo convivere con questo virus, quindi cosa vuol dire? Dobbiamo trovare un protocollo per farli questi matrimoni, andiamo avanti ancora 2 o 3 anni? La gente ha voglia di sposarsi, glielo posso garantire, perché anche ieri ho avuto il negozio pieno, perché vogliono, però non sanno, ma aprono a giugno, aprono a luglio,
Il problema è un altro. Se abbiamo trovato un protocollo per le crociere, perché non lo troviamo anche per i matrimoni? In sicurezza? I commercianti in provincia di Padova sono 3.500, ma ben 20.000 sono i loro dipendenti e collaboratori. Io sfido qualsiasi persona a lavorare e vivere in questa incertezza. Vogliamo certezze adesso, altrimenti per noi veramente le porte di questo palazzo dovremmo passarle. 1.400 sono i bar, altrettanti i ristoranti e 200 circa le birrerie, i locali da ballo. Solo nella giornata di Pasqua non hanno lavorato 14.000 persone, che invece in anno normale avrebbero lavorato, nel 2019 avrebbero lavorato. Ecco, l'abbiamo appena visto, ve lo presentiamo, Filippo Segato, presidente di APPE Padova. Buongiorno, grazie per essere con noi in questa domenica. Buongiorno. Grazie a voi, anzi, per dare spazio a quelle che sono le legittime aspettative e le richieste della categoria. Allora, sostanzialmente qui possiamo dire del domani non v'è certezza e davvero questa è la frase che riguarda la vostra categoria, perché abbiamo sentito il sindaco di Treviso ha permesso di aprire e di aprire in deroga anche nei giorni festivi la domenica a parrucchieri ed estetisti per far loro recuperare il lavoro che hanno perso quando il Veneto era in zona rossa. Però per bar e ristoranti ancora non c'è alcuna possibilità di andare oltre l'asporto. Il governo parla di rivedere i dati a partire dal 20 di aprile, ma insomma potrebbe parlarsene, se ne potrà parlare soltanto probabilmente a fine mese. Ancora un mese in questa situazione per voi è pesante? Più che altro perché appunto, come diceva, non c'è nessuna certezza, perché almeno ci dicessero guardate si riapre tutto il 1° maggio, uno potrebbe anche in qualche modo organizzarsi, perché aprire un pubblico esercizio, soprattutto magari le attività di ristorazione, non è come accendere e spegnere un interruttore e bisogna chiamare i lavoratori dipendenti, bisogna acquistare le merci, fare le pulizie straordinarie. I locali che sono chiusi in stragrande maggioranza dei casi da ottobre a ottobre sono stati chiusi con la promessa che poi avremmo passato delle festività natalizie in un clima di convivialità e quasi di normalità, cosa che ovviamente non è stata. A dicembre sono rimasti chiusi dicendo beh, ma poi nel 2021 vi riapriremo. Siamo ormai a metà aprile del 2021 e tra l'altro, a fronte di tutte le manifestazioni dicendo vi daremo i rimborsi, i ristori, i sostegni, i soldi non sono ancora arrivati, quindi imprenditori che stanno aspettando i soldi, un minimo di sostegni da gennaio. E adesso di sostegni parliamo, ci attenda pochi secondi, anche voi telespettatori, andiamo in pubblicità e poi di nuovo a parlare di impresa e lavoro. 12.32, buongiorno, ancora buona domenica, stiamo parlando di lavoro, in collegamento con noi Filippo Segato dell'APPE di Padova, di fatto rappresenta bar, ristoranti, tutti gli esercizi che stanno pagando il prezzo più caro della pandemia che stiamo vivendo. Intanto saluto e ringrazio Roberto Marcato, assessore regionale alle attività produttive del Veneto, per essersi collegato. Buongiorno, buongiorno assessore. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Allora, siamo da lei tra pochissimo, torno da Segato, questa è la vostra manifestazione, parliamo un attimo di ristori, di sostegni. Lei ha detto è arrivato poco o niente, in base a che cosa sta arrivando, su quello che vede lei insomma tra i suoi iscritti, a chi è arrivato e quanto? Ma intanto è arrivato a quelle imprese che hanno avuto una perdita di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. Già qua c'è una prima discriminazione che per carità può anche essere valida, però ha tagliato fuori una certa fetta di imprese. E poi è calcolato in una maniera assolutamente inadeguata, perché bisogna prendere il totale dei ricavi 2019, il totale dei ricavi 2020, fare la differenza, dividerla per 12, quindi praticamente fare la perdita media mensile di un anno su un altro e su questo importo calcolare il contributo che è del 30, 40, 50%, quindi praticamente viene rimborsata mezza mensilità media di perdita, quindi è come se un dipendente che è abituato a guadagnare 1.000 euro al mese e che per un anno ha guadagnato zero, portarsi a casa 50 euro, ma non 50 euro al mese, 50 euro punto, quindi stiamo parlando veramente di nulla. Ma senta, ma per chi ha aperto un'attività nel 2019?
Per chi l'ha aperta nel 2019 si fa lo stesso calcolo, però parametrato soltanto ai mesi in cui è rimasto effettivamente aperto, quindi se è aperto ad aprile 2019 si fa la media da aprile a dicembre 2019 paragonato con aprile-dicembre 2020. Insomma, quindi è un modo, no? Un sistema che a voi non convince. Sì, le dico solo questa cosa, che l'importo minimo per le ditte individuali è di 1.000 euro, per le società di 2.000 euro e abbiamo tantissime imprese che sono al minimo, quindi ricevono 2.000 euro se di società e 1.000 euro se ditta individuale. Quindi stiamo parlando veramente di cifre irrisorie, ma se ne è accorto anche il governo perché hanno già dichiarato che sarà fatto un ulteriore scostamento di bilancio qua nel mese di aprile, però oltre agli importi c'è anche un problema di tempi, perché questo scostamento di cui stiamo parlando adesso, di questi soldi, il decreto sostegni era stato già approvato all'inizio di gennaio di quest'anno, siamo quasi a metà aprile, i soldi non sono ancora arrivati, stanno arrivando proprio in questi giorni sui conti correnti delle imprese, per cui pochi, maledetti e subito sarebbe stato anche in un certo modo giustificabile, ma qua sono pochi e anche arrivano molto in ritardo. Ma si aspettava qualcosa di più da questo governo? Insomma, visto che doveva essere questo grande cambio di passo? Diciamo che, lo ha detto lei, tutti quanti dicevano che con un governo semitecnico, perché insomma ha fatto un po' politico, un po' tecnico, ci si poteva aspettare un cambiamento. Questo governatore Draghi, insomma, che di politica, di economia ne capisce, se ne intende, però lui aveva dichiarato fin dall'inizio, cioè noi aiutiamo le imprese, quelle che meriteranno di essere aiutate, quelle che erano già in crisi prima del Covid saranno probabilmente lasciate indietro. Non sono parole mie, sono parole che ha detto il nostro governatore. La CGIA ha proposto il lockdown delle tasse, quindi pari al lockdown che hanno subito tutte le attività, tutti gli esercizi, però questa volta delle tasse, cioè perché se un'impresa deve pagare le tasse con i soldi che arrivano dal decreto sostegni è un cane che morde la sua coda e non ne usciamo. Secondo noi la soluzione è soltanto una, quella di poter tornare a lavorare prima possibile, perché già nei mesi di giugno, luglio, agosto dell'anno scorso, in cui le imprese di somministrazione, quindi bar e ristoranti, pizzini, hanno potuto lavorare pur con tutte le limitazioni del caso, nessun più imprenditore è venuto a chiedermi di informazioni riguardo a incentivi, contributi, sostegni e quant'altro. Noi siamo veneti e siamo abituati nel momento in cui ci è concesso a farci sulle maniche a lavorare e a non chiedere sussidi. Adesso non è un discorso qualunquista, però oggettivamente è così. Ci chiedono come associazioni, i nostri associati, informazioni sui contributi, sostegni, esenzioni da tasse e quant'altro nel momento in cui per legge non possono lavorare. Nel momento in cui possono, vedono un minimo di spiraglio di lavoro, si mettono subito a testa bassa a cercare di rimettere in pista la propria impresa. Per cui la cosa fondamentale, l'abbiamo detto anche nel corso degli incontri che abbiamo avuto con diversi esponenti politici come Appe la settimana scorsa, abbiamo incontrato sindaci, assessori, consiglieri regionali, parlamentari, quindi deputati e senatori, abbiamo incontrato anche l'assessore Marcato e a tutti abbiamo detto cercate di fare in modo di poterci tornare a far lavorare il prima possibile, mettendo anche delle limitazioni, soltanto i clienti seduti, soltanto all'aperto, misurando la temperatura, tenendo il trattamento dei clienti, qualsiasi cosa purché si possa tornare a lavorare. Allora, assessore Marcato, ma insomma la Regione chiamata anche in causa in questo caso, poi insomma so che lei è sempre presente nei vari tavoli, ha una grandissima capacità di ascolto, ma la Regione che cosa può fare? Ma quello che abbiamo fatto da quando è scoppiata questa maledetta pandemia, noi abbiamo lavorato fondamentalmente su due fronti. Il primo è quello delle risorse, nel senso che io ho dato fondo a tutto quello che avevo in bilancio per mettere liquidità nel sistema. Abbiamo chiuso accordi con il Mise per garantire accordi di programma per investimenti aziendali davvero molto molto importanti e l'altra linea su cui abbiamo investito davvero molto è stato questo rapporto strettissimo con il territorio, grazie al quale noi poi siamo riusciti a portare nei tavoli di discussione istituzionali e la Commissione Attività Produttive Nazionale e il governo con il tavolo governo-regioni
la conferenza Stato-Regioni, siamo riusciti a portare le istanze del territorio e devo dire che i risultati li abbiamo ottenuti perché insomma grazie a questo dialogo siamo riusciti per esempio nel primo lockdown a anticipare i tempi di apertura, siamo riusciti a far superare i codici Ateco, siamo riusciti a superare le linee guida INAIL che non avrebbero consentito a bar e ristoranti di aprire, insomma questi sono risultati tangibili. Ovviamente, come dice Segato, io condivido al 100%, qui il tema sta tutto nella possibilità di riaprire quanto prima, anche perché sarebbe secondo me ormai tempo di superare da un punto di vista proprio della comunicazione questo tema dei ristori sul fatturato, perché è inutile nasconderlo, se noi pensiamo che nel 2020 il calo complessivo di fatturato delle PMI è stato di 420 miliardi e gli aiuti diretti dello Stato nel 2020 sono stati di 29 miliardi, pari al 6,9%, voi capite che siamo molto lontani dalla esigenza di ristorare il mancato fatturato. E nel 2021, a meno che non troviamo formule magiche, saremo sulla stessa lunghezza d'onda, quindi è inutile che noi rincorriamo questa chimera della copertura del fatturato mancante. Non sarà così. Dobbiamo dirla sta cosa qua, perché altrimenti continuiamo tutti a sperare che arrivino chissà quali risorse del fatturato. Giustissima l'idea della CGIA di Mestre di sterilizzare le tasse per questo anno pandemico disastroso, e piuttosto io userei a questo punto le risorse per pagare i costi fissi, cioè mettere in grado di lavorare le nostre imprese e pagare i costi fissi. Ecco, questo potrebbe essere un'idea interessante. Segato, quali sono i costi fissi più alti che avete? Gli affitti? Sicuramente l'affitto, per chi invece è in proprietà dell'immobile, i mutui per pagare l'acquisto dell'immobile, oppure le tasse per l'IMU quando uno è in proprietà dell'immobile. Poi naturalmente ci sono il costo del personale, il personale dipendente, che uno dice sì, ma in questo momento c'è la cassa integrazione. È vero solo in parte, perché comunque per la cassa integrazione, con la cassa integrazione viene pagata retribuzione e contribuzione, ma maturano comunque ferie, permessi, tredicesime, quattordicesime, TFR e quant'altro. E quindi tra l'altro c'è anche questo blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno o 31 ottobre, e poi quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti non ho la minima idea, se devo essere sincero, di cosa potrebbe accadere, ma purtroppo ho delle brutte sensazioni. Lei ha già avuto sentore di qualche suo associato che ha chiarito quanto un eventuale sblocco dei licenziamenti possa creare problemi? La diminuzione di fatturato del 30% comporta una perdita di lavoro di circa il 15-20% dei lavoratori, quindi stiamo parlando di un settore che in provincia di Padova vale 15.000 circa lavoratori, facciamo il 15%, dire sulle 2.000 persone che potrebbero così perdere il lavoro per chi perde il fatturato. Per le imprese che invece chiudono noi le abbiamo preventivate, che potrebbero essere 300 a regole vigenti, diciamo, se non ci sono interventi straordinari diversi, 300 imprese vuol dire altri 1.000-1.500 lavoratori a casa. Quindi quando chiude un bar, un ristorante, una pizzeria, non è solo l'imprenditore che perde il lavoro, diciamo, la fonte di reddito, e magari in qualche maniera potrà anche reinventarsi, eccetera, ma sono anche tutti i lavoratori dipendenti, l'aiuto cuoco, il lavapiatti, il cameriere, il banconista, il barista e quant'altro. Quindi là sono anche posti, diciamo, figure professionali poi difficilmente reimpiegabili nel mercato del lavoro. Senta, le faccio un'ultima domanda prima di congedarla. Siamo in attesa che si colleghi anche Elena Ostanel, consigliere regionale del Veneto. Quanto ha pesato lo smart working in questa situazione già difficile? Perché sappiamo che ci sono poi, soprattutto nel Padovano, molte zone uffici in una città così grande, quindi il suo territorio è diviso tra varie zone produttive e zone proprio dedicate agli uffici. Quei locali, quei bar che nel Padovano sono tantissimi, che cosa sono chiusi, voglio dire, non stanno nemmeno facendo l'asporto? È stata assolutamente una catastrofe, purtroppo non solo nel Padovano ma in tutta la nostra regione, anzi allargandoci proprio in tutta Italia. Pensiamo solo a Venezia con gli uffici della stessa regione Veneto, tutti gli uffici regionali Padova, con tutti gli uffici pubblici. D'altra parte siamo di fronte a protocolli nazionali e di DPCM che incentivano e in qualche caso avevano anche obbligato l'utilizzo dello smart working. Pensiamo anche a tutti gli insegnanti, gli studenti in DAD e quindi didattica a distanza, quindi sono tutti, diciamo, consumatori in meno che non prendono il
caffè al mattino, che non fanno colazione, che non si fermano per la pausa pranzo a mezzogiorno. Molte aziende peraltro hanno anche capito che la produttività cala, ma non magari in maniera così drammatica come ci si attendeva, e hanno già dichiarato pubblicamente che proseguiranno con lo smart working anche dopo il rientro dell'emergenza. Ecco, mi permetto soltanto una considerazione in più, che è quella che se noi aspettiamo di sconfiggere il virus per tornare alla normalità, fra 5 anni probabilmente saremo ancora qua che parliamo di incentivi e contributi. Noi dobbiamo superare questa logica e cominciare a ragionare in termini di convivenza con il virus, quindi riapertura ovviamente con tutte le regole e limitazioni delle attività, delle scuole, delle palestre, dei cinema, anche delle discoteche, dei pubblici esercizi, perché con il virus bisogna imparare a convivere, quindi vaccinazione, tutte quelle che sono le opere di prevenzione, quindi dispositivi di protezione, i comportamenti, e poi i tamponi rapidi, tutto quello che può essere il passaporto vaccinale, tutto quello, pensiamo anche ai temi turistici, ad esempio adesso ci stiamo avvicinando alla stagione anche turistica, tutto quello che può aiutarci a riprendere un minimo di normalità nella convivenza con il virus, perché ormai è noto, non viene detto spesso, però ormai è noto che il virus c'è da qua a 3 mesi, ma probabilmente servirà qualche anno. Grazie Filippo Segato, presidente APE di Padova, grazie per essersi collegato con noi e buona domenica. Io torno da lei, Roberto Marcato. Ha sentito, è stato nominato lo smart working e poi anche le vaccinazioni, cioè l'unico modo per uscire da questa pandemia. Come sta andando anche il lavoro con le aziende per le vaccinazioni? Allora, di fatto c'è un protocollo nazionale che però è nei termini concreti fermo, perché non arrivando i vaccini le aziende non hanno la possibilità di somministrare appunto i vaccini, e quindi tutti siamo qui che aspettiamo con le braccia aperte che arrivino vaccini sufficienti per poter dar luogo anche a questo accordo nazionale. Dopodiché sullo smart working basta adesso, basta, rientriamo a lavorare, gli uffici sono tutti quanti sanificati, si lavora in sicurezza, basta. Adesso francamente io faccio un po' fatica a capire per quale motivo negli uffici pubblici, dove la distanza è garantita, si debba continuare a lavorare a casa, o addirittura i dirigenti che devono stare in smart working. Questo francamente non è più comprensibile, non è più necessario, basta. Cioè, iniziamo a dare dei segnali, dei vagiti di nuova normalità, perché altrimenti, come diceva anche Segato, noi stiamo qua ad aspettare che passi tutto, fra 5 anni saremo ancora qua a parlare di sta roba qua. Quindi insomma iniziamo a rompere un po' questi schemi che ci hanno accompagnato fino ad oggi e diamo respiro a una nuova economia, a una nuova vita. Anche perché poi molto spesso questo smart working, proprio perché magari, come dice lei, no, in un ufficio pubblico la metà dei dipendenti sono a casa per lo smart working e quindi si creano assembramenti proprio perché magari manca personale, quindi sono situazioni molto contraddittorie tra di loro. E poi c'è tutto l'indotto, come appunto diceva Segato, che sta soffocando, tutto l'indotto che ruota attorno agli uffici nel nostro territorio. Dal punto di vista delle aziende, come siamo messi come diciamo consenso alla vaccinazione? Io so che insomma lei è in contatto anche con gli imprenditori che hanno detto sì. Secondo lei, realisticamente però, quando si potrà partire? Realisticamente, quando arriveranno i vaccini, qua ogni giorno ci dicono che domani arriveranno. Io sono abituato a ragionare sempre su fatti concreti, per cui dicono che per fine aprile dovremo arrivare a vaccinare 500.000 persone al giorno in tutto il paese. Io ovviamente mi auguro che questo sia vero. Dopodiché se dobbiamo guardare alle affermazioni del progresso, così tranquillo non sono, però insomma sono un ottimista nato e voglio sperare che si possa arrivare a questo traguardo. Però se mi permette c'è un altro alert a cui noi dobbiamo, perché adesso noi abbiamo lavorato in emergenza, ma insomma arriveremo anche a una ripresa.
e c'è però un elemento di fragilità nel sistema economico per la ripresa, che se noi non mettiamo mano diventerà una zavorra pesantissima, ed è il tema del credito. Guardi che tutte le risorse che sono state messe fino ad oggi dal governo centrale per assicurare credito alle imprese, in realtà 2/3 sono andati per ristrutturare credito già esistente e non per fare nuovo credito. Cioè c'è un rallentamento di iniezione di liquidità nel sistema produttivo che è davvero molto ma molto pericoloso. Allora, visto che abbiamo un premier che mi sembra che di banche qualcosa capisca, la prima cosa da fare, se io fossi il premier, è quella di mettere mano al sistema del credito. Cioè bisogna che i flussi che lo Stato, che le regioni mettono a disposizione delle banche per favorire il credito vadano effettivamente alle imprese, perché altrimenti stiamo buttando via risorse e stiamo costruendo una zavorra pesantissima alla ripresa, perché benissimo gestire la crisi pandemica, ma dopo bisogna gestire anche la ripresa, e non vorrei che, come ogni volta capita, gli altri paesi europei iniziano a correre e noi dietro sempre in affanno. Quindi serve un'autorità che controlli? Perfetto, ecco, benissimo, ha centrato esattamente il tema. Serve un'autority che controlli esattamente questo. Questa è la cosa da fare subito. Senta, poi lei ha parlato anche di banda ultralarga, in che termini? In termini drammatici, qui siamo di fronte a uno scandalo nazionale e io spero che su questo il governo davvero ci metta la testa. Io ho apprezzato molto l'uscita del ministro Giorgetti che ha tuonato contro Open Fiber. Questo è uno scandalo. È uno scandalo perché è stato fatto un accordo nel 2016 fra governo e regioni che prevedeva risorse sufficienti per cablare tutto il territorio nazionale nelle cosiddette aree bianche, quelle a fallimento d'impresa. E tutto questo doveva avvenire entro il 31 dicembre del 2020. Siamo ormai ad aprile 2021 e per quanto riguarda il Veneto, Open Fiber ha già detto che stiamo parlando di un ritardo di almeno 3 anni. E qui hanno le risorse, la tecnologia, abbiamo tutto e c'è un ritardo ingiustificato, se poi teniamo conto che mai come in questo periodo, visto che l'ha citato lei, lo smart working e la DAD viaggiano esattamente sulla fibra. Quindi il fatto di non dare fibra è stato un ulteriore danno. Allora qua o si arriva a una soluzione immediata oppure bisogna pensare a dei provvedimenti, perché non è tollerabile che Open Fiber abbia questo tipo di ritardi, a mio avviso assolutamente ingiustificati. Senta, c'è anche un altro grande tema, no? Nel senso che la Regione Veneto si è adoperata molto anche attraverso dei bandi per favorire la nascita di nuove imprese, no? Che poi sono il tessuto economico del nostro territorio. Tutte queste persone, cioè tutti questi nuovi giovani imprenditori, oggi che fine fanno? Cioè rimangono appesi a un filo? Come si può tornare ad aiutare l'impresa, la nascente impresa in una situazione come questa? Cioè davvero dobbiamo arrenderci al fatto che il sistema sia completamente congelato finché insomma non se ne esce? Assolutamente no. Guarda, lei ha centrato il problema, perché nella pandemia a pagare il conto più alto sono state le donne e i giovani. Parlo ovviamente di impresa. Però devo dire che io ho fatto il bando per l'imprenditoria giovanile, l'ho fatto 1 mese e mezzo fa, e tra l'altro un bando dove davo il 40% di contributo a fondo perduto su investimenti nuovi. Tanto che qualcuno mi aveva anche sconsigliato di farlo, perché dicevano: ma se c'è crisi, ma chi vuoi che venga a fare un bando per investimenti nuovi? Cioè, devo dire che sono andato largamente in overbooking, e questo è un segnale straordinario di vitalità. Cioè anche qui il Veneto sta dimostrando una capacità di reazione, e parlo soprattutto delle donne, che sono quelle che hanno pagato di più, e anche dei giovani che francamente io non mi sarei aspettato, e questo è un segnale straordinario che va colto e coltivato. Cioè la Regione, lo Stato devono aiutare queste nuove generazioni di imprenditori a fare impresa,
vanno assolutamente aiutati, vanno sterilizzati i costi fissi, le tasse. Nel primo governo Conte era stato preso un provvedimento, tra l'altro della Lega, che andava su questo verso. Poi nel secondo governo Conte è stato in parte modificato. Invece bisogna ritornare su questo. Dobbiamo sterilizzare costi e tasse degli imprenditori nuovi, cioè una piantina che cresce in un terreno difficile e non va presa a mazzate, perché altrimenti la uccidi, ma va aiutata, va tutelata, va coccolata, coltivata. Questo bisogna fare e io su questo versante continuerò a lavorare. Allora, mentre lei stava parlando si è collegata Elena Ostanel, consigliere regionale Veneto che vogliamo. Elena, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, ha sentito un po' il dibattito che abbiamo avviato legato alle attività produttive. Allora, chiedo anche a lei, insomma, un passaggio su questo, dal suo punto di vista, che cosa, anche alla luce, insomma, di quelli che sono i confini entro i quali noi ci possiamo muovere in questo momento come competenze. Che cosa si potrebbe fare, che cosa si potrebbe fare in più? Allora, sentivo prima parlare anche con Appe rispetto alla ripartenza, ad esempio, del settore della ristorazione e il settore soprattutto degli esercizi pubblici che fanno somministrazione al pubblico. Ecco, ad esempio, un esempio positivo da poter esportare anche in tutti i comuni del Veneto è quello che è stato fatto a Padova con la facilitazione dell'uso dei plateatici e anche degli spazi aperti, e proprio per questo ho depositato una mozione che provi ad impegnare la Giunta, e lo dico anche all'assessore Marcato se sta ascoltando, per provare a fare proprio delle linee guida per permettere a tutti i comuni di usare spazi all'aperto e di favorire l'uso dei plateatici. E poi mi faccia parlare delle imprese culturali, che sono un po' il mio settore di intervento. Spesso in Consiglio regionale parlo di questo tipo di impresa. Il €1 milione che ho contribuito a portare a casa nell'approvazione del bilancio a dicembre è molto importante che venga elargito subito, perché non c'è più tempo per alcune imprese in particolare. Quelle culturali sono dentro questo problema, ahimè, molto più di altre, e quindi noi dobbiamo pensare che adesso l'estate è il momento in cui gli operatori culturali e gli organizzatori di eventi potrebbero davvero usare questi fondi che sono a bilancio, ci sono, e bisogna destinarli presto. A questo proposito mi viene in mente, mentre lei stava parlando, una foto che è girata sui social alcuni giorni fa, anzi il giorno di Pasqua per la verità, dove si faceva vedere, non ricordo bene in quale città d'Italia fosse, ma si faceva vedere che era stato aperto un cinema per trasmettere in streaming la messa di Pasqua, e c'erano proprio le persone, i fedeli seduti con i vari distanziamenti, seguivano la messa dentro ad un cinema. E chi ha postato questa foto polemicamente, insomma, ha detto: ma perché è possibile in un cinema seguire una messa ma non è possibile guardare un film? Guardi, qui c'è un problema che nasce già un anno fa, quando abbiamo iniziato appunto a definire cosa doveva aprire e cosa doveva chiudere. Credo che gli spazi culturali hanno fatto vedere soprattutto cinema e teatri dove si sta seduti con la mascherina, che potrebbero essere dei luoghi da riaprire in sicurezza, ma soprattutto credo che la Regione e i comuni, e quindi le città, abbiano il dovere adesso di far partire la parte estiva, perché aspettando il governo nazionale che magari potrà decidere di aprire alcuni di questi spazi, credo che il nostro compito come amministratori politici è quello di dire ora cosa possiamo fare noi a livello locale. E quindi aprire l'estate, quindi permettere ai parchi, ai luoghi pubblici, agli spazi all'aperti di essere, come è successo l'anno scorso, luoghi dove si fa cultura in sicurezza, credo che sia una responsabilità nostra. Servono poi dei fondi e quindi, ripeto, serve far ripartire anche l'economia da questo punto di vista, perché la cultura è un settore economico e non ce lo dobbiamo nascondere. Marcato, cosa si può fare? Ci fa qualche esempio concreto, secondo lei, di che cosa è realmente fattibile allora? Sui plateatici condivido tanto che l'anno scorso abbiamo fatto esattamente questo, e pur non avendo competenze, perché il plateatico è di assoluta competenza del comune e non della regione, ma assieme all'ANCI e ai comuni abbiamo cercato di sollecitare la loro attenzione su questo fatto. I plateatici, ne avevo parlato anche con l'assessore Bressa, collega insomma del comune di Padova, e bene fanno ovviamente tutti i comuni che possono dare la possibilità
di stare nei plateatici agli esercenti pubblici di farlo, quindi su questo siamo estremamente d'accordo. Sul tema delle imprese che fanno cultura, voglio ricordare che l'ultimo decreto, l'ultimo provvedimento che abbiamo fatto, il bando ristori, ha incluso per la prima volta, anche se non di mia diretta competenza, perché io mi occupo di imprese non culturali, però abbiamo voluto inserire anche le imprese che fanno cultura, teatro, insomma spettacolo e musica, proprio perché non solo perché questi hanno patito più di altri, perché immagino per esempio chi fa l'attore teatrale di fatto da febbraio dell'anno scorso non ha avuto modo di lavorare un giorno, mesi, un giorno, non ha lavorato un giorno, quindi questo è un dramma. E tra l'altro la cosa straordinaria è che noi dovremo aiutare queste attività, perché saranno esattamente queste attività che ci riporteranno più in fretta ognuno di noi alla normalità, perché la percezione tangibile che stai ritornando alla vita è proprio questa, quella di poter andare a teatro, di andare a ascoltare un concerto, di andare al cinema. Sono queste le direttrici su cui noi dovremmo concentrarsi molto, molto di più. Per cui insomma, condivido assolutamente. Ecco, c'è un tema poi per quanto riguarda la riapertura di parchi, sì, tutto vero, tutto bello, peccato però che a decidere sia il DPCM famoso di emanazione del Premier, e quindi bisogna capire, perché noi possiamo come Regione sui DPCM essere solo più restrittivi, non possiamo aprire di più, per cui se i DPCM ci daranno la possibilità di aprire, noi apriremo tutto quello che è possibile aprire. Quindi un concerto all'aperto non è autorizzabile in questo momento? No, assolutamente no, e non dipende dalla Regione magari, ma dipende dal DPCM, cioè dai provvedimenti che, ricordo, i DPCM non sono modificabili nemmeno dal Presidente della Repubblica. Si immagini lei la rigidità di questi strumenti normativi. Allora noi andiamo un attimo in pubblicità, vi chiedo davvero di attenderci pochi minuti perché poi abbiamo ancora un bel quarto d'ora per continuare questo dibattito su attività produttive e attività culturali, poi parleremo anche di vaccinazioni. A tra poco. Ben ritrovati in diretta, 13.05, ancora buona domenica a tutti voi. Siamo collegati con Roberto Marcato ed Elena Ostanella. Abbiamo fatto partire un dibattito legato insomma alla situazione, a chi sta pagando questo prezzo carissimo del Covid, e poi stiamo anche cercando di dare uno sguardo al futuro per capire che cosa si potrebbe fare in vista di una ripresa quest'estate. Ma per parlare di ripresa, allora arriveranno i soldi del Recovery Fund. Quanto può realisticamente rialzare il recovery? Che cosa può fare il recovery in questo momento? Marcato, ad esempio, per le attività produttive, cosa c'è nel recovery? Nulla. Il Recovery Fund, per quanto riguarda la ripresa immediata, non serve a nulla. Perché è un investimento a medio-lungo termine e sono investimenti infrastrutturali, sono investimenti strutturali, sono investimenti importanti, ma che serviranno al nostro Paese a ritrovare una nuova possibilità di sopravvivenza negli anni. Serviranno a strutturare meglio la nostra economia, a renderla più forte, se usati bene, non se usati come abbiamo usato i fondi fino ad oggi. Però ahimè il Recovery Fund per l'immediato, per il domani mattina serve a poco, sono investimenti che si devono sviluppare negli anni. Poi io su questo ho una mia idea. Se io potessi, io mi prenderei la parte del Recovery Fund a fondo perduto, senza doverla restituire, quella che non serve restituire, e piuttosto farei uno scostamento di bilancio del nostro bilancio statale pari alla parte del Recovery Fund da restituire. A prestito. Questo perché intanto non avrei più i vincoli imposti dall'Europa, ma potrei decidere davvero io come investire questi soldi, e poi potrei fare un piano di rientro su bilancio riducendo il rapporto deficit-PIL. Mi rendo conto che è una provocazione molto forte, mi rendo conto anche che sarò l'unico a pensarla così, ma poco interessa insomma. Però noi abbiamo bisogno di strumenti che mettano in condizione
il nostro paese di entrare finalmente nella modernità. Il Recovery Fund in realtà servirebbe a questo. È che dalle prime bozze che ho visto, sia con il governo Conte che con il governo Draghi, ma insomma a me qualche dubbio viene. Ci sono vari siti nel nostro Veneto, mi viene in mente Porto Marghera, che potrebbe esserne destinataria, però anche qui poi bisogna avere dei bracci operativi sul territorio, no? Ma guardi, nel Recovery Fund di Conte non c'è un euro per il porto di Venezia. Adesso, io capisco tutto, ma allora o noi capiamo che dobbiamo investire nei punti nevralgici della nostra economia, cioè in quelle situazioni che possono esplodere economia, ricchezza e sviluppo, oppure facciamo le solite cose demagogiche all'italiana, dove per dare il contentino al territorio X piuttosto che lo Y, noi faremo il solito pastroccio che ad oggi non è servito a nulla. Allora, vedere che nel Recovery Fund non c'è il porto di Venezia, io mi chiedo chi ha immaginato il Recovery Fund a che cosa stesse pensando, perché o noi abbiamo deciso che la via della seta non ci interessa, che non ci interessa che Venezia diventi il crocevia di tutte le transazioni mondiali. No, allora abbiamo deciso questo, benissimo. Allora il porto di Venezia deve diventare l'attracco per i gommoni dei bagnanti che vogliono andare al mare, perfetto, allora lo decidiamo, ma non mettere Venezia io lo trovo di una gravità unica. Qui approfitto di lei per rivolgermi a tutti i parlamentari veneti perché si prendano sulle spalle questa responsabilità e facciano inserire nel Recovery Fund il porto di Venezia, perché Venezia, Porto Marghera ha bisogno di risorse importanti. Noi già stiamo facendo molto, ma questi sono veramente dei punti straordinari di sviluppo del territorio. Dove vogliamo metterli i soldi? Laddove non verranno mai usati. Se non partiamo, se non partiamo da qui, da che tipo di sviluppo, parliamo? Appunto. Elena Ostanelle, so che insomma anche con la grande attenzione che lei ha per l'ambiente, no? E le sue competenze, anche con le sue esperienze all'estero, il recovery che cosa davvero potrebbe portare sul territorio? Lei che idea si è fatta? Ma è una grande opportunità sicuramente, e tra l'altro io non sono al governo mentre la Lega Nord c'è, e quindi oltre a parlare ai parlamentari potrebbe essere che proprio i ministri che stanno lavorando a Recovery Fund possano avere un impatto su come anche a livello nazionale viene fatto questo progetto importantissimo soprattutto per le future generazioni. E sono d'accordo che non stiamo affrontando questa sfida in maniera diciamo all'altezza, né come sistema paese, e non l'abbiamo fatto credo neanche come sistema regionale. I 155 progetti che erano stati proposti già a novembre dalla Giunta sono stati ridiscussi dentro il Consiglio regionale anche su nostra richiesta delle minoranze. Abbiamo fatto un lavoro di tentativo di modifica e anche di indirizzo diverso anche dei progetti regionali, perché poco c'è ad esempio davvero sull'attenzione alle giovani generazioni, al green e soprattutto alla transizione digitale di cui prima anche parlavamo, per poter fare in modo che in tutto il Veneto ad esempio si acceda davvero alla banda larga e le persone non siano in qualche modo costrette a non poter seguire una lezione in DAD perché vivono magari in Polesine o altrove. La cosa interessante io credo è quella di pensare a Recovery Fund come davvero secondo le linee guida dell'Unione Europea. Cosa dice l'Unione Europea? Dice che dobbiamo investire la gran parte delle nostre risorse sulla transizione green e sulla transizione digitale. Questi due sono ambiti su cui si possono creare anche molti posti di lavoro in futuro, e questo credo sarebbe importante che sia la linea seguita dal nostro governo e ovviamente poi accaduta nelle regioni. Mi permetta di dire una cosa: il 70% delle risorse sarà poi speso, secondo delle analisi, dai comuni. Quindi anche il coinvolgimento degli enti locali e dei comuni è importantissimo, ed è questo un punto che abbiamo discusso anche in Consiglio regionale, che non abbiamo ancora chiaro quale sia il mandato delle regioni, e io credo che invece dovrebbe essercene, e dei comuni nel poi gestire e anche pianificare i fondi di Recovery Fund. La vedo annuire, Marcato. Guardi, quando uno dice
che bisogna ascoltare le regioni e i comuni, cioè da autonomista federalista impenitente troverà sempre una porta aperta. No, mi permetto di correggere la collega Ostanel sul fatto della banda ultralarga, perché si poteva fare di più. No, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Il governo ci dice ci sono fondi europei disponibili per infrastrutturare tutta la regione di banda ultralarga. Voi ci state? Sì, firmiamo l'accordo, siamo destinatari di 320 milioni di euro, noi ne mettiamo 80 milioni di euro, 400 milioni di euro, sufficienti per cavare tutto il Veneto. Ci sono le risorse. Mi hanno chiesto di fare in fretta a fare i contratti, a chiudere le convenzioni con i comuni per far passare la fibra sulle infrastrutture già esistenti. Ho fatto un tour di un mese dove ho incontrato tutti i comuni del Veneto, abbiamo chiuso immediatamente con loro le convenzioni, con le province, con le multi-utilities. Fatto tutto, dopodiché l'Open Fiber, che non è di proprietà della Regione Veneto, ma mi sembra che sia di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, che è partecipata dal governo, se non sbaglio, ha vinto l'appalto ed è tremendamente in ritardo. Adesso mi può riandare l'ANCA a ballare la macumba, ma purtroppo questi non si schiodano. Quindi non ho capito che cosa avrebbe dovuto fare di più la Regione Veneto, visto che siamo in queste condizioni in tutte le regioni d'Italia, perché il problema è che chi ha vinto l'appalto non va avanti con i lavori. Cosa doveva fare di più? La Regione non ha fatto nulla per il digitale. Più di mettere i soldi e firmare i contratti, che cosa avrei dovuto fare? In tempi rapidissimi. Tutto che ho fatto, tutto. Ma se poi chi deve fare non lo fa, e cosa dobbiamo fare? Cosa risponde Ostanel? Che appunto parlare con il governo e fare in modo che questo accada, visto che l'assessore Marcato... Quindi lei dice, ecco, come Lega Nord al governo, battere i pugni più forti, insomma, so che lei li batte a sufficienza, ma immagino che sia questa, no, un po' la sua provocazione, Elena. Sì, guardi, io non amo fare polemica politica, io non sono proprio un politico di professione. Credo che l'assessore Marcato, se dice che ha fatto quello che poteva fare, ovviamente gli si crede e figuriamoci. Il tema è che se il governo sbaglia, come su Recovery Fund, io penso si debbano battere i pugni sul tavolo in maniera più forte proprio quelle forze politiche che oggi al governo ci sono. E credo che in qualche modo la si debba trovare così. No, ma è vero, però paradossalmente questa volta il governo, il premier era Matteo Renzi, quindi non so se ci sia qualcosa di più distante da me di Matteo Renzi. E c'è il governo che ha fatto tutti i compiti per casa. Cioè, la cosa strana, se questa per una volta piove governo ladro, non funziona, nel senso che hanno fatto, cioè è proprio Open Fiber, l'azienda che vince, che è tremendamente in ritardo. E però condivido con la Ostanel che il governo oggi deve prendere in mano la situazione. Io non so con quali strumenti legali, ma bisogna assolutamente o rinegoziare i contratti o rivedere l'appalto. Io non lo so cosa fare, ma è indubbio che non è possibile oggi avere delle zone, tra cui quella in cui vivo io, dove di fatto io non riesco a collegarmi come vorrei perché non c'è la fibra. Cioè, questa è una roba veramente una follia. L'ultimo passaggio con la vostra presenza, prima di collegarmi con una pediatra per parlare ancora di Covid, Elena Mozzo, che tra pochissimo sarà con noi, è il tema vaccinazioni, perché è un po' forse lo stesso discorso, perdonatemi il parallelismo, di una regione che vuole vaccinare ma i vaccini non arrivano e non è colpa nostra. Lo dico perché vorrei far fare a Ostanel il passaggio. Lei ha tirato le orecchie alla regione per quanto riguarda il portale dei vaccini, di prenotazione dei vaccini per il malfunzionamento. Volevo che... Guardi, c'è una... Prego. No, sì, io ho depositato 2 interrogazioni più di un mese fa e hanno 2 temi diversi. La prima, quella del 9 marzo, era per sapere quando sarebbero stati vaccinati i caregiver familiari dei pazienti con disabilità. Tema importantissimo e su cui oggi non abbiamo ancora chiarezza, e dopo, se ho l'opportunità, ne parlerò. E poi il 29 marzo invece rispetto alla piattaforma. Dal primo aprile c'era stato detto che ci sarebbe stata una piattaforma unica per la prenotazione delle vaccinazioni. In realtà noi vediamo oggi che abbiamo un link dove abbiamo disegnati i loghi delle 7 ULS, delle ULS del Veneto, delle 7 province del Veneto, e
entrando in quei link abbiamo delle informazioni diverse a seconda della ULSS a cui si appartiene. Questa questione sta creando una grande confusione nelle persone e anche poi dell'ansia rispetto al fatto che magari non si riesce a prenotarsi per il vaccino anche perché mancano le dosi, ma questa scarsità di chiarezza e di informazioni chiare sta ponendo la popolazione a non sapere più cosa fare. Alcuni ultra ottantenni aspettavano la lettera a casa, alcuni aspettavano di essere chiamati dal medico di base, alcuni hanno chiesto ai nipoti di prenotare online perdendo ore e ore cercando un posto nelle prenotazioni. Ecco, questo è il tema che ho sollevato. Da un lato il particolarismo vaccinale, cioè il fatto che ogni ULSS si stia muovendo in maniera diversa e questo crea una grande confusione nelle persone, e l'altra il fatto che il portale non abbia informazioni chiare per tutti gli utenti su come accedere alla vaccinazione, quando si accederà alla vaccinazione e anche appunto a chi ci si deve rivolgere. Mi perdoni Ostanello, ho davvero pochi minuti e ci tenevo che insomma Marcato rispondesse anche se non è la sua area di competenza. Lei vuole rispondere? Sì, beh, non è la mia area di competenza, mi permetto solo di sottolineare due cose velocissime. La prima, che il ragionamento che fa l'Ostanel funzionerebbe se noi avessimo le varie USL identiche. Ovviamente non può essere così, perché se non fosse altro che per peculiarità di intervento, alcune sono specializzate in alcuni ambiti, altre in altri, quindi non stiamo parlando di USL identiche, e quindi ogni USL ha pronta una strategia che sia più efficace possibile. Dopodiché ci sono stati dei problemi, ovviamente sì, e ci sono in tutto il mondo, perché questa è la più grande campagna di vaccinazione mai vista sulla faccia della terra, quindi che ci siano degli elementi di criticità ci sta e non è un problema. Dico, è un problema, ma li risolviamo man mano che si presentano. Oggi se uno va nel sito della regione, va nella propria USL, mette il codice fiscale e prenota. Dopodiché mi chiedo anche che problema ci sia, per me che sono padovano, se a Treviso usano un altro metodo. Cioè, sono Padova, vuoi andare a Padova, mi interessa anche chi fa Padova. Cioè, adesso qual è il problema se a Treviso fanno una cosa che non è esattamente come Padova? L'importante è che ci vacciniamo tutti e che soprattutto vengano vaccinati i fragili, gli over 80 e i fragili, e anche i caregiver, come diceva la Ostanel, perché poi non basta vaccinare la persona, ma anche chi accompagna queste persone, chi accudisce, chi si preoccupa di queste persone. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo. Grazie Roberto Marcato. Ostanel, se brevemente vuole dire l'ultima battuta, che poi vi devo congedare per dare spazio all'ultimo intervento. Il problema è proprio quello che nelle varie ULSS ancora oggi non sanno i pazienti disabili e estremamente vulnerabili come accedere alla vaccinazione. Faccio l'esempio: stamattina prima di connettermi nell'ULSS 6 c'è scritto ad esempio che le persone con disabilità grave saranno disponibili a breve i vaccini, in altre ULSS c'è scritto che bisogna accedere e chiedere le informazioni al medico di base, cioè non c'è un'informazione unica, e per questo tantissime persone con disabilità non hanno ancora chiaro come accedere alla vaccinazione. Questo è un problema. E ultima battuta su questo. Un paziente estremamente vulnerabile e i suoi caregiver venerdì, ascoltando la conferenza stampa, hanno saputo che ad esempio andando a fare la vaccinazione potranno essere vaccinati, e lo hanno saputo solo venerdì. Noi siamo in piena campagna vaccinale e dovevamo dare queste informazioni molto prima, e soprattutto venerdì è sempre stato detto che il portale verrà rimesso a posto, e verrà rimesso a posto alla fine della settimana prossima. Noi dovremmo essere già a regime, è questo il grande problema secondo me della comunicazione sui vaccini. Sì, siamo la regione che sta vaccinando di più in Italia. Sì, dipende anche come si vaccina e che informazioni si danno ai pazienti. Siamo quelli che stanno vaccinando di più. Adesso come si vaccina? Non è che facciamo i vaccini al topo ragno, li facciamo a chi ne ha bisogno. Siamo la regione che oggi è fra le primissime per quantità di vaccini fatti. Quindi, scusatemi, davvero, devo chiudere il collegamento, anche perché poi mi dispiace, nel senso che non avendo l'assessore alla sanità non riusciamo a fare in modo che il dibattito sia equilibrato in questo senso, perché è giusto che sulla vaccinazione risponda
l'assessore Lanzarin. Ringraziamo comunque Elena Ostanel, grazie anche per i vari passaggi che siamo riusciti a fare in questo collegamento, e Roberto Marcato, grazie, buona domenica a voi. Arrivederci. Arrivederci. È in attesa Elena Mozzo, è una pediatra di Padova. Elena, buongiorno. Vediamo se... Eccola qui Elena, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora noi abbiamo invitato Elena Mozzo perché lei si è fatta in qualche modo portavoce di una crociata insieme ad altri medici e pediatri di Padova per richiedere la riapertura delle scuole. Era partita ancora quando il Veneto era in zona rossa, ma tutto questo è nato perché lei da pediatra sta osservando dei grandissimi cambiamenti nei ragazzi, nei piccoli ma anche negli adolescenti. Che cosa sta causando questo anno di pandemia? Sì, il bisogno è nato appunto da una rete di professionisti che lavorano sia come pediatri ma anche come educatori, come psicologi, che sono stati altre figure professionali firmatarie dell'appello che abbiamo scritto, e appunto sotto vari aspetti abbiamo notato i danni che il distanziamento sociale è causato soprattutto anche dalla chiusura delle scuole, che rappresentano per molti ragazzi ovviamente un momento di socializzazione importante, e ha causato nei minori. Fondamentalmente i disturbi vanno da disturbi della sfera psicologica, con aumento dei disturbi tra gli altri ossessivo-compulsivi, disturbi d'ansia, da stress, che prima ovviamente non erano osservati o almeno con tale frequenza nella popolazione pediatrica, ma anche ripercussioni fisiche, perché sappiamo che ovviamente la riduzione dell'attività fisica, il cambiamento delle abitudini alimentari ha portato a dei danni proprio anche sullo sviluppo fisico dei minori in una fase così delicata come la crescita. E recentemente uno studio pubblicato dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma ha mostrato anche un aumento di quella che è la pubertà precoce, sarebbe lo sviluppo sessuale troppo precoce appunto di bambini e ragazzi sotto quella che è l'età considerata fisiologica. E tra le cause c'è sicuramente appunto la modifica dello stile di vita con riduzione dell'attività fisica e cambiamenti delle abitudini alimentari, ma anche l'eccessiva esposizione agli schermi, che ovviamente la DAD non ha fatto che incrementare, e di fatto gli schermi hanno rappresentato soprattutto questo anche per gli adolescenti nell'ultimo anno l'unica possibilità di contatto a loro rimasta, però con tutti i rischi connessi. Ecco, quindi secondo lei, insomma, da pediatra, quanto al massimo al giorno un ragazzino dovrebbe stare davanti ad uno schermo? Perché parliamo di DAD, ma non solo, sappiamo che ci sono tante occasioni in cui una famiglia magari fa vedere qualcosa attraverso un iPad, piuttosto che magari fare altre cose, ma proprio perché magari non c'è la forza, non c'è la voglia, c'è la mancanza di tempo, perché anche i genitori stanno vivendo lo stress da Covid. Certo, sì, sono genitore anch'io, quindi conosco bene il problema. No, dunque, sotto i 6 anni in generale le linee guida sono quelle di evitare ovviamente l'esposizione agli schermi. Poi è chiaro che dall'età della scolarizzazione non è che bisogna dire non si deve utilizzare, perché viviamo in questa società e la tecnologia è molto importante. Il fatto è che i ragazzi non dovrebbero essere lasciati soli, perché il web, la tecnologia digitale apre loro un mondo in cui però vanno guidati da degli adulti competenti. Quindi noi adulti, che spesso siamo più indietro nella gestione delle nuove tecnologie rispetto ai ragazzi, abbiamo il dovere di informarci, di formarci per poter essere da guida, perché altrimenti ovviamente dare loro in mano un dispositivo in grado di connettersi al web senza una guida è come dargli in mano una Ferrari senza la patente, è lo stesso parallelismo, per cui risulta molto pericoloso. Senta, disturbi alimentari, no? In tanti ci hanno segnalato che c'è un grosso aumento dei disturbi alimentari. Qual è il primo campanello d'allarme da pediatra per una famiglia, secondo lei? Perché magari a volte, ma sì, non ha fame, piuttosto che, insomma, ci si dicono tante cose, i genitori si dicono tante cose, ma a che cosa bisogna stare attenti? Beh, sicuramente innanzitutto a quello che è proprio il rapporto tra il peso e l'altezza, questo sia in un senso di eccesso che in un senso di dimagrimento eccessivo, e sicuramente anche a un cambio repentino, veloce di quelle che sono le abitudini alimentari classiche, perché ci sono sicuramente soggetti magari di costituzione più esile rispetto ad altri, però è chiaro che se io noto un aumento piuttosto che un decremento del peso in un tempo troppo rapido, questo deve farmi scattare un campanello d'allarme.
allarme, e poi guardare sempre alla complessità del minore, cioè il disagio che si manifesta attraverso un cambio delle abitudini alimentari spesso si accompagna magari ad altri tipi di disagio, cercare sempre di parlare molto, di aiutare a esternare le emozioni, i problemi, i disagi, perché noi partiamo spesso dal presupposto, e l'ho sentito dire spesso in questa pandemia, i bambini si adattano a tutto. Non è vero del tutto, nel senso che i bambini hanno dei sentimenti e delle emozioni tanto quanto noi adulti, ed è giusto che noi insegniamo a comunicarle e a verbalizzarle in modo corretto. Ecco, dottoressa, che altri consigli si sente di dare a dei genitori? Adesso, insomma, speriamo che la scuola, Draghi ha detto, nonostante la zona rossa si potrà andare a scuola almeno fino ai 6 anni. Brevemente, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione sta terminando e mi scuso con lei per questo, un consiglio alle famiglie. Il consiglio è quello sempre appunto di stare, sembrerà banale, ma non è così banale perché tra gli impegni risulta sempre molto difficile, è di stare accanto ai ragazzi, di favorire tantissimo il dialogo, di non avere nessun tipo di tabù, nessun tipo di preconcetto, di pregiudizio nel dialogo, ma di dimostrarsi disponibili. In questo modo, se un minore ha un qualunque tipo di problema, sa che può trovare nel familiare un porto sicuro, un posto dove poter parlare liberamente del proprio disagio, e in modo da evitare poi situazioni più spiacevoli come quelle a cui purtroppo in alcuni casi si arriva. Grazie dottoressa, grazie per essersi collegata con noi in diretta. Buon lavoro a lei, arrivederci. Noi abbiamo terminato la nostra diretta, grazie a voi per averci seguito. L'informazione torna questa sera alle 19:30 su Antenna 3. Arrivederci.